Giacomo Minnio, docente di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell'Università di Palermo e il presidente della Fondazione Agrigento 2025. Vice è Vincenza Gaziano, presidente dell'Ordine degli Avvocati, sempre della Città dei Templi. Sono stati ufficializzati anche i nomi del CDA. 5 i componenti nominati dal sindaco Francesco Miccichè, Antonino Cremona, Giovanni Di Maida, Salvatore Palillo e Giuseppe Viola. Il comune di Lampedusa invece è rappresentato da Giovanni Fragapane, mentre il presidente della regione ha nominato il palermitano Lucio Geraci. La presentazione è avvenuta stamane nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello, tramite la Costituzione con atto giuridico siglata dal notaio Giuseppe Fanara. Ecco le interviste. Sì, oggi qui è stato costituito l'atto notarile per la costituzione della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura del 2025, un passo importante. Siamo già ancora a 11 mesi del 2025, un anno di lavoro occulto, in silenzio. I preparativi già sono stati avviati. Vi ricordo Cantiere Città, organizzato dal Ministero della Cultura, che è partito proprio dalla fine del 2023 e si è concluso in questo stesso foyer a novembre del 2023, dove lì sono stati messi in essere tutti i programmi, tutto ciò che era importante per raggiungere l'obiettivo del 2025. Oggi fisicamente è stato sancito qualcosa di burocraticamente positivo, nel senso che finalmente quel lavoro occulto potrà da domani in poi uscire fuori. Ripeto, abbiamo 11 mesi, la città si sta preparando, possiamo finalmente ora ufficialmente coinvolgere l'intera cittadinanza assieme agli artisti che verranno ad Agrigento. Verrà coinvolta tutta la cittadinanza, tutte le associazioni, tutti coloro che si vorranno impegnare per migliorare le sorti non solo culturali di Agrigento, ma a 360 gradi. Parlo di servizi, parlo di economia, parlo di tutto quello che può rendere una città più fruibile. Non solo Agrigento, ma comunque tutti i paesi della provincia, compreso Lampedusa. Sì, verrà coinvolto l'intero territorio della provincia di Agrigento, ivi compresa Lampedusa. Oggi qua proprio c'è il sindaco di Lampedusa, dimostrazione che ho voluto fortemente la sua presenza, anche se comunque doveva essere qua perché ha firmato l'atto notarile, ma comunque per rappresentare le parti più estreme della nostra provincia. Oggi è un giorno importante per tutta la provincia di Agrigento ed anche per l'isola di Lampedusa, che ha avuto ha un ruolo fondamentale per quello che riguarda l'aspetto dei diritti umani, dell'integrazione e dell'accoglienza. Quello che aspiro in particolar modo per la mia isola è che si raggiunga uno degli obiettivi previsti del dossier, ossia la candidatura all'UNESCO dei continui gesti di accoglienza fatti dalla mia isola e che vengono inseriti che diventano patrimonio immateriale dell'umanità. Certamente il primo passo sarà il Consiglio di amministrazione, da lì cominceremo a ragionare su come programmare. Non ho appositamente parlato di programmi perché ho un grande senso di responsabilità e grande rispetto nei confronti dei consiglieri. C'è un grande lavoro da fare, l'ho detto poc'anzi, è una grande responsabilità, però siamo consci che sia anche una grande opportunità per l'intera provincia, non soltanto per Agrigento, che è una città millenaria e una storia straordinaria che dobbiamo anzi valorizzare ulteriormente. Quindi c'è un grande lavoro da fare. Nei prossimi giorni cominceremo a delineare alcune iniziative che sono proprio quelle prodromiche. Non appena ci sarà un calendario, un programma che dovremo condividere, certamente faremo una nuova conferenza stampa per poterlo presentare chiaramente alla collettività, ma soprattutto anche a quella grande rete relazionale che immaginiamo di dover certamente mettere in piedi. Grazie.